Con oltre 800.000 biglietti venduti nei 197 giorni di apertura, si chiude domani a Venezia tra i giardini e l'Arsenale la 59esima edizione dell'Esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, Il latte dei sogni di Cecilia Alemani. A vedere così tanti gruppi di giovani che magari è la prima volta che vengono in una grande esposizione come la Biennale e pensare che magari anche soltanto uno di loro tra 30 della loro classe troverà un'opera che lo ispirerà o la ispirerà a seguire una carriera artistica, a diventare un curatore, una scrittrice. Quindi penso che quello sia stata la cosa più bella e che ogni tanto ci dimentichiamo che il pubblico non è fatto soltanto di addetti ai lavori, ma anche della gioventù e della gioventù che va coltivata e arricchita con stimoli. 213 artisti presenti, 58 nazioni rappresentate, 10.000 giornalisti accreditati, un incremento del 35% dei biglietti venduti rispetto all'edizione pre-Covid 2019. Gioia di potersi rincontrare grazie a una mostra come la Biennale di Venezia. Cosa? Adesso che è finita non ne farebbe un'altra di Biennale? Adesso che è finita sono felicissima, spero di aver fatto un buon lavoro e sono molto curiosa di sapere chi sarà la prossima curatrice o il prossimo curatore. Per adesso va bene così. Lei cosa farà? Io vado in vacanza per un mese e mezzo, no, io torno al mio lavoro sulla High Line a New York, è il mio lavoro da tantissimi anni che mi piace tantissimo, è sempre molto, ci sono sempre nuovi progetti, quindi sono molto felice di tornare lì.